Il nostro piano di carenza del personale sanitario va a toccare tutti gli ambiti e va a toccare soprattutto per quanto riguarda le professioni sanitarie e gli infermieri. Abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni perché sappiamo che la vera sfida sarà su questo fronte. Allora abbiamo aumentato i corsi con le due università, quindi con Padova e Verona, passando dai 1200 posti ai 1830 posti oggi possibili. Abbiamo previsto la possibilità della mobilità interaziendale tra aziende, questo per aiutare, tutelare le persone insomma, che vogliono avvicinarsi a casa, che hanno problemi familiari, proprio in un clima anche di migliore qualità di vita e di anche supporto da questo punto di vista. E poi l'azione che abbiamo presentato oggi, quello di un voucher dedicato, 1000 euro per chi frequenta il corso di infermieristica, 1000 euro all'anno, quindi in totale 9000 euro per tutti coloro che lo frequentano, una volta superato l'esame finale, proprio per andare incontro anche alle esigenze, quindi da un piccolo aiuto diciamo, per perseguire per quanto riguarda la formazione. Stiamo invece discutendo con le sigle sindacali per quanto riguarda la messa a terra dei fondi integrativi, i 51 milioni previsti per legge regionale, che andranno sicuramente a intervenire nella parte retributiva, che sappiamo non è l'unico problema oggi rispetto alla carenza, rispetto alla disaffezione, rispetto alla poco a volte il trattenimento del personale all'interno delle strutture, ma è sicuramente uno di quei tasselli su cui vogliamo intervenire.